Passerei prima naturalmente di comunicare la meridiana che ha preso più voti la parola per un ringraziamento all'assessore della cultura Tommaso Pinati. Buonasera a tutti, vi ringrazio per avermi invitato a questa premiazione, ringrazio soprattutto Aurelio. Mi fa molto piacere poter essere qui presenti a portare i saluti dell'amministrazione a tutti quanti e anche le felicitazioni, perché alla fine, nonostante il brutto tempo della mattina, la festa delle meridiane anche quest'anno nella sua nona edizione è riuscita ad avere un bel esito finale. Stamattina eravamo tutti quanti un pochettino giù di morale, invece in realtà il tempo è diventato più clemente man mano che la giornata andava avanti. Prima di premiare queste meridiane io volevo semplicemente fare una considerazione rispetto alle meridiane che ci sono quest'anno in concorso. Mi fa molto piacere rispetto agli anni scorsi notare come tutti gli ambiti della nostra comunità vengono rappresentati, perché come ogni anno c'è sicuramente una meridiana in privato, però quest'anno veramente tutti gli ambiti sono rappresentati, perché c'è ovviamente una bellissima meridiana di Orlando che ci sta in questo momento riprendendo qui nel cortile delle meridiane, tra l'altro una meridiana molto particolare che stamattina è stata presentata, la Scafei, ma è molto bello vedere come anche altre realtà del comune siano entrate in questa grande famiglia delle meridiane, e sono ovviamente le scuole, perché finalmente le scuole elementari, perché le medie già hanno una meridiana, vedremo casomai di farlo nell'asilo, e poi come anche ci sia questa inclusione del villaggio outlet, che comunque, anche se è staccato fisicamente dall'abitato di Aiello di Ioannis, però fa parte comunque del nostro comune. Quindi mi fa piacere vedere che questa festa delle meridiane, questo concorso di quest'anno, anche contribuisca ad unificare ancora di più la nostra comunità. Ci tenevo a sottolineare questo. Un ringraziamento ovviamente va al Circolo Navarca e alla Proloco per la bellissima organizzazione, ovviamente ai membri della commissione giudicatrice e a tutti coloro i quali hanno voluto esprimere il loro voto, la loro preferenza, e un ringraziamento a tutti voi che siete qui presenti oggi e un augurio a ritornare il prossimo anno per la 10ª edizione, che è un bel traguardo. Grazie. Un applauso grande anche all'assessore Tommaso. Bene, allora vi ricordo prima di comunicarvi che qui alle 20:30 ci sarà un importante spettacolo, quindi rimanete con noi, uno spettacolo di 50 modelle che sono state acconciate da parrucchiere del nostro territorio e sfileranno accompagnate dalla musica. Proprio qui verrà legata anche la pedana qui sul palco, quindi state con noi fino allo spettacolo di stasera che inizia alle 20:30. Il premio è un premio molto particolare quest'anno, è una meridiana che riproduce un'antica meridiana da tavolo orizzontale, ce ne sono sinceramente due, un'altra è una pneumatica che si sposta praticamente l'ognomone, arriva dalla Spagna, è incisa su una targa in ottone, no? Quindi è un qualcosa con fondo in legno, qualcosa di particolare che può essere appoggiata su qualunque tavolino, esposta, orientata su nord-sud e funziona bene alle nostre latitudini. Quindi questo è il premio che adesso vi comunicherò chi è. Vi dirò soltanto la meridiana che ha ricevuto più voti, perché sinceramente devo dire che tutte e quattro le meridiane meritavano naturalmente, o per un verso o per l'altro, di essere premiate. Infatti non chiamiamo più la meridiana più bella, ma la meridiana ci sembra più giusto, più votata, perché meritano tutte e quattro le meridiane, quindi onore agli autori che hanno partecipato a questo concorso di quest'anno. La meridiana che ha acquisito 52 punti,24 è
la meridiana della scuola, no? Allora invito l'insegnante e i bambini che sono ancora presenti a venire su tutti qui per una bella foto ricordo. Sono rimasti in pochi dei 20 bambini, comunque mi sembra doveroso ricordare i 20 bambini della quarta scuola primaria di Aiello. Ecco qua, i bambini sono Tommaso, Camilla, magari alzi la mano di voi che siete qua presenti, Camilla, Gabriele, Alessandra, Giovanni, Asia, Claudia, Sara, Sebastiano, Letizia, Mattia, Emanuele, Fabio, Simone, Massimiliano, c'è, eccolo qua, Tatiana, Giacomo, Michela, c'è, Cristian e Saverio. Un bel applauso a tutti questi bambini, naturalmente, ma un applauso anche lungo a tutte le insegnanti della scuola Don Giovanni Bosco di Aiello che hanno coinvolto tutti i bambini delle classi. È arrivata Alessandra, ecco che arriva anche Alessandra, allora un applauso anche ad Alessandra, ecco che è arrivata di corsa. E dicevo un grazie anche agli insegnanti e a tutti i bambini della scuola perché hanno partecipato d'impegno a realizzare dei disegni che poi 12 sono stati selezionati e di questi 12 è stato fatto un concorso interno dove è stato portato il voto di tutti i genitori, di tutte le insegnanti e di tutti i bambini con il corpo anche didattico della scuola che hanno portato il loro voto e questo voto ha determinato poi la scelta di un disegno della classe quinta che è stato fatto da Alessia, da Simone e da Andrea, mentre il motto è stato scelto un motto di un bambino della classe quarta, Massimiliano Rana. Eccolo qua, bene, complimenti, bravo. Allora questi bambini hanno già ricevuto tutti un loro dono e io direi a questo punto che l'assessore alla cultura consegni all'insegnante Eva che si è prestata particolarmente, un ringraziamento particolare che si è data da fare per questo progetto, quindi un grande applauso anche alla Eva e consegniamo questo primo premio appunto del concorso delle Meridiane di Aiello 2009. Bravi bambini, bravissimi, ci siamo divertiti oggi un sacco, li abbiamo coinvolti anche con i palloncini e quindi vi invito tutti a rimanere con noi per lo spettacolo di stasera, no? E un grazie naturalmente e un arrivederci anche al prossimo anno per il concorso di Meridiane 2010.